E tu mi dirai, Yuri, fammi vedere il camper di Fabio. Va bene, dai, andiamo a vedere il camper di Fabio, dai, su, via. Permesso, oh, voilà, vedi, già cosa bella, il gradino integrato. Aspetta, Fabio, vieni qua perché dopo mi dice su anche roba, perché sei pignoli, e sei una roba incredibile. Allora, marca il modello di questo? Questo è un Kentucky su Ducato 130. Ecco. Idea Rimor. Ecco. E allora adesso andiamo a autoinvitarci a casa del Fabio. Oh, guarda che bello il legnetto, vedi? Il legnetto che piace a Singano. Legno chiaro, rigato, lui ha già il parquet, c'ha il parquet, il coso, il linoleum, no? Guarda, fornelletto, cazzo figata. Qua, oh, ti dico che non è una cazzata il discorso della chiusura a livello, perché certi magari sono più alti così, sembra di no, perché dopo tu qua ti compri tipo quello che ho io, no? Sai, quel tessuto gommoso di plastica, te lo fai su misura, te lo tagli bene e glielo appoggi sopra, quindi qua, vabbè, magari il lavandino lo giri un po' così, quella è una bilancia sua, non c'entra niente, e ti fai tutto il piano qua, quindi hai un piano d'appoggio completo, hai capito? Perché anche qua il lavandino va a livello, vedi? Tutto a livello. E sembra di no, ma non sono cazzate ste robe, fidati che non sono cazzate. Soprattutto quando uno ci sta magari in ferie e sta un mese dentro al camper, gli spazi sono importanti. Qua c'è l'accesso al garage, che è una cosa che io adoro veramente, perché in casi di emergenza, di temporaloni, beh, qua la porta è piccolina, Singano ci passa sì senza problemi, però metti in caso di temporaloni, butti dentro la bici, chiudi e entri per di qua, sembra una sciocchezza, però beccati te temporalone o grandine. Oppure per il cane, lasci aperta la porta, il cane ha la cuccia dentro, entra e esce come vuole, riscaldato e tutto quanto. Qua guarda che bello, c'ha il lettino in coda. Una cosa che io provo sempre a immaginarmi, diciamo, se i camper fossero miei, nel letto in coda, i gavoni qua dove metti la roba, secondo me, non è che sono proprio pratici. Cioè, tipo io adesso ho lavato la roba, devo fare il cambio biancheria, il cambio dei vestiti, devo arrampicarmi sopra il letto, stare in ginocchioni, no? Perché è alto tipo 1 metro e qualcosina. Quindi, insomma, non è semplice, capito? Discorso di letti in coda e dei gavoni. È bello luminoso. La sua bella finestrona diretta a sinistra, come quasi tutti i camper nuovi, cosa che io, questo sono un po' contrario, la dinetta ci vorrebbe a destra, perché quando ti fermi dico sempre, almeno qua in Italia, che la guida a destra, a sinistra c'è la strada, a destra c'è il panorama, no? Frigazzo gigante, porca troia, tutti quel frigazzo gigante. La mansarda, anche la finestra del dove abito oggi, la finestra magica. Vedi, questo è importante, perché guarda che ne vedo veramente tanti camper che non hanno la finestra nella mansarda, è una roba incredibile, cioè, con tutto rispetto, perché magari tu che mi stai ascoltando hai il mansardato senza la finestra e dici, magari ti offendi. No, non c'è nulla da offendersi, però voglio dire, tra un mansardato con la finestra e uno senza finestra, cazzo, fidati che cambia un casino. Vuoi mettere, svegliarti e vedere, non so, il panorama, tipo adesso lui vede le montagne, cioè, cazzo, è tutta un'altra roba, piuttosto che svegliarsi e essere dentro una bara, insomma, sempre con rispetto parlando, che dopo te ne incassi. Boh, ho fatto la recensione molto fai da te, mano libera, senza stabilizzatore, da solo, senza il paron da casa che ne spiega robe, però d'altronde se sa, e Puntine del Mondo è un canale un po' così. Neanche chiedergli se ha la doccia separata, perché figurati 7,20 metri là se non ha la doccia separata. E poi abbiamo capito che qua tutti hanno la doccia separata tranne Singano, c'è proprio una roba così. Guarda il garage, attento, vedi? Io prima mi ero messo là, seduto, tranquillo, guarda che roba. Porca miseria, a me basterebbe uno anche, non dico la metà, però tipo 3/4, cioè che ci stia la bicicletta che il cornete è un po' più larga la mia bici, no? Incastrata e via, guarda che figata, ti metti le scope, i spazzoloni, il generatore, i tavolini, le sedie, i cosi della corrente, cazzo è comodo, è veramente comodo, cioè se no dove la metti sta roba dentro? Se dentro in camper tipo le sedie, il generatore che bene o male spusa o a tanica da benzina al generatore, hai capito? Figata. Ho detto, dai che fai mangiare Fabio e che esce lì una ciagua, porca miseria, lo fa morire di fame. Della serie piove, ma sono talmente intrigati quei discorsi, guarda lì, sono là sotto la pioggia. Guarda. E ho modi, e ho lavori. È un alternarsi, guarda che stupenda giornata che è venuta adesso. Adesso con Lezio e non mi ricordo mai il nome, vedi che dopo sei anche antipatico.
seconda volta non mi ricordo. Fabio, Bravissimo. ti ho visto? Bravissimo. È questione del carburare e basta. Sì, Andia- aveva ragione Ezio che sono solo temporali. E via dai a vedere il Torrent House, così provo a fare un po' di riprese, ovviamente alla cacchio, non riprese belle con la musichetta eccetera, con la fotocamera, in modo da vedere come si comporta la nuova Sony A6400, con l'obiettivo però quello kit, diciamo quello base. Certo che a mano libera secondo me perdi un po' anche i dettagli, perché è vero che è una messa a fuoco mostruosa, però è molto più difficile per lei mettere a fuoco. Tieni conto, adesso qua sei in 4K riscalato 1080, adesso proviamo a mettere slow e vediamo come si comporta col CP che fa il Mona. E siamo ritornati in 4K. Però vedi, guarda come trema, cavolo, vedi? Giustamente. Pseudo macro. Beh dai, è anche proprio una bella giornata. Guarda che bene. Vediamo come si comporta. Il diaframma è a 3,5. Lo sta regolando lui, non io. È in automatico messo. Se mi giro di qua, 3,5 anche di qua. Sì. Ma che roba. Dov'è? Porco! Eccolo là, brava! Brava cipona! E adesso magari CP permettendo provo a fare delle belle scenette con la musichetta. Watching meteorites, hundreds an hour, that dwarf the satellites, a heavenly shower. Come to the mountain, climb, baby, climb. Up here there is only nothing to cloud your mind. Come to the mountain high, baby, high.
to cloud your mind. Come to the mountain. Era qua un altro singolo, Ecco qua, arriva. l'immancabile Marco che è sempre a tutti i raduni. Ma Marco, sai chi è? Quello della doccia? È sempre famoso per la doccia. Campo Rom anticipato di un giorno. E adesso ci prendiamo su, c'è questo bellissimo sentierino che adesso vedi che porta al paesino, dove c'è anche un ristorantino e si mangia veramente bene, un po' tipico, vecchiotto, ma vecchiotto in senso buono. E guarda dove sei, guarda che mi giro, vedi? Tac. Ah, c'era divieto di camping. Non in Veneto. Aspetta, perché se conosci Marco, Espo Marco è quello che trova da mangiare dappertutto, cioè tutte le erbe, tutte le Ma è cose. buona. E si è preso dei pecore, se è una roba Ma incredibile. più che altro Marco serve per abbassare il ramo, Porca miseria. se no... Non è sbagliata come idea. Ciuccio adesso si sono messi in magna mezzo raduno, sai, in magna tutta la vegetazione, guarda che roba, i siete rivi. Quello nocciolo. E niente, li ho portati, siamo andati nel bar tipico, come i vecchiotti era qua, i quattro amici al bar, era qua, uno, una donna, una tre, una quattro su me. Guarda, questo è ubriaco, quest'altro è ubriaco anche questo. E sto qua fa finta di no, ma è ubriaco anche lui. Altre 4 signorina. Vedi, questo è il mio paradiso, è uno dei miei posti preferiti, i tramonti di sotto, cioè, a parte magari quando viene quello del campeggio a romperti le balle quando stai là, però per il resto è veramente stupendo, cazzo, come posto. Bello il paesino, il baretto, tutto quanto. Simpatica cameriera, simpatici gli elementi che ti trovi qua. Ah no, questi li ho portati a casa. Ah, lui sì. La filastrocca di Bracco Baldo. Show. No, ero Bracco troppo Baldo show. giovane, no, troppo piccolo, è diverso. Ero troppo giovane. Ero troppo non anziano. Comunque ecco qua che abbiamo già Anteprima, raduno. l'apoteosi della gioventù, voglio dire, quindi insomma comunque anteprima raduno tarocco, nel senso che noi abbiamo già iniziato un giorno prima, cioè ci sta il fuocherello, pizzetta fatta alla gypsy style, alla zingano, nelle padelline e via. Gli occhi. Sì. Il bus. Perché gli ho insegnato, no, che per far zim bisogna guardarsi negli occhi e poi sbattere per terra.